Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di prealpina.it. Apriamo con una notizia di poco fa. 4 persone sono morte sull'autostrada Milano-Torino nel territorio di Arluno. L'incidente è avvenuto attorno alle 11:30. Pare che le vittime siano state falciate da un veicolo in transito dopo che coinvolte in un incidente erano scese dalle loro auto per constatare i danni. L'autostrada è stata chiusa in direzione di Milano e sul posto, oltre all'ambulanza e ai vigili del fuoco, anche numerose pattuglie della polizia stradale. E un'altra drammatica notizia arriva dalla Romania, ma tocca l'Alto Milanese. Il cadavere carbonizzato dell'imprenditore di Busto Garolfo, Mauro Donato Gadda, è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di ieri in località Magurele alle porte di Bucarest. Secondo quanto riportato dalla polizia locale e a seguito dell'autopsia, il corpo dell'uomo di 64 anni, titolare di un'azienda di produzione di filtri d'acqua, presentava diverse fratture alle ossa delle mani, varie costole rotte e il cranio spaccato. Il corpo è stato poi bruciato, rinchiuso nel portabagagli di una Dacia Logan e abbandonato in una zona di campagna. I responsabili del delitto non sono stati ancora individuati. Spostiamoci adesso sulle montagne del Verbano. Nella notte sopra Aurano è stato trovato senza vita un 56enne di Cerano. Vediamo tutti i dettagli nel servizio curato dal collega Luca Spriano. Il suo corpo è stato ritrovato nella notte in un dirupo, privo di vita, a causa delle gravi ferite riportate nella caduta. Un 56enne di Cerano, NP le iniziali, è morto ieri in montagna sopra Urano, nel Verbano, dove aveva una baita. Sono stati gli uomini del soccorso alpino del VCO, insieme con i vigili del fuoco, la Guardia di Finanza e i carabinieri, a condurre le ricerche e a rinvenire il cadavere dopo che, attorno alle 21, la moglie aveva dato l'allarme. Le operazioni di recupero della salma sono terminate attorno alle 3. Il corpo senza vita del 56enne è stato poi trasportato all'obitorio di Verbania. E cambiamo decisamente argomento. A Varese il comune è alla ricerca di un nuovo gestore per l'area camper della Schiranna. Vediamo il servizio realizzato da Barbara Zanetti con immagini di Agenzia Blitz. Ci troviamo alla Schiranna, a ridosso del piazzale Roma, nell'area camper che fino a qualche tempo fa era in gestione alla VT, ma si tratta di un'area comunale e il comune ha deciso ora di rinnovare la ricerca di un gestore, quindi con un affidamento, diciamo così, esterno al comune o alla partecipata del comune, per ridare vita a questo luogo che, come potete vedere dalle immagini, ora si trova in condizioni miserrime. L'area è composta da 9 stalli per appunto posizionare i camper, e vi sono le varie colonnine per l'acqua, per il lavaggio, per l'elettricità. Certo, va rimesso a posto, va rimesso in ordine per dare ospitalità ai turisti che si spostano appunto in camper, e l'avviso per la nuova gestione scade il 3 giugno prossimo. Infine lo sport, basket, sono passati 23 anni dallo scudetto della Stella. L'11 maggio 1999 i Roosters Varese misero a segno un'impresa storica. Vediamo il servizio curato dal collega Giuseppe Sciascia con immagini di Agenzia Blitz. La Stella di Varese compie 23 anni. Era l'11 maggio 1999 quando i Roosters di Charlie Recalcati spazzarono via per 3-0 la Benetton Treviso, festeggiando il 10° scudetto della storia del club sportivo più vincente della storia della città giardino. Una data indimenticabile nella memoria di tutti i tifosi, una festa da oltre 6.000 spettatori a Masnago, che regalò una notte magica a tutta la città. Non solo in piazza Montegrappa, ma in tutte le vie del centro, i tifosi celebrarono per ore un successo atteso da 21 anni, dopo i fasti e l'epopea memorabile della grande Ignis degli anni 60 e 70. Pozzecco, Meneghin, Galanda, De Paul, Mrsic, Vescovi, Santiago. Nomi indimenticabili anche questi, poi tornati tutti in una versione o nell'altra da giocatori o da allenatori, pur senza rinverdire quei fasti memorabili di una notte che poi non ha più avuto seguito. Ieri, martedì 10 maggio, la festa salvezza della stagione 2021-22, chiaramente con altri toni e altre modalità, per una Varese che ora con Luis Scola prova a tornare a sognare in grande.
E questa è l'ultima notizia, l'appuntamento con l'informazione di prealpina.it torna come sempre questa sera alle 19, una buona giornata.